Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, torna a bacchettare la politica nazionale con le ultime misure di governo e si dice contrario al reddito di cittadinanza. La festa della Madonna della Salute quest'anno si tinge di rosso come il sangue dei martiri cristiani. Venezia così diventa capitale internazionale contro il terrorismo. Primo risultato di X-Law, il sistema adottato in questura a Venezia in grado di prevedere i reati predatori. Questa notte è arrestato un ladro, il furto sventato in un hotel di Mestre. Ha preso il via il nuovo programma del controllo notturno del territorio a Mestre e al Lido di Venezia, con le 13 nuove auto assegnate nei giorni scorsi alla polizia locale. Flagello maltempo, da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza. Da Roma l'ordinanza con deroghe e contributi per famiglie e imprese. Uno sciopero con una formula particolare, quello che attueranno i dipendenti di Unicredit Venezia, solidale con le popolazioni venete colpite dal maltempo. Parte in fase sperimentale un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade. Questi i titoli dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, torna a bacchettare la politica nazionale con le ultime misure del governo, dal reddito di cittadinanza alle misure anti-immigrati. Serve più lavoro e più umanità, dice oggi al margine dell'incontro con la stampa in occasione della festa della Madonna della Salute. Il patriarca di Venezia a tutto campo stamane sui temi dell'accoglienza, del lavoro e del reddito di cittadinanza, per il quale si dice fermamente contrario perché, aggiunge, servono politiche di sostegno attive. Penso che sia fondamentale riuscire a dare a tutti la possibilità di un lavoro. E io ritengo che questo sia anche da parte di chi magari può avere anche visioni differenti la meta, lo scopo. Dobbiamo pensare quali possono essere le strade migliori per permettere alle persone di uscire da quella soglia di indigenza che non consente loro di farsi un futuro. Nello stesso tempo la meta chiara deve essere dare un lavoro alle persone. È necessario sconfiggere l'indifferenza, prosegue, pensando ai doveri del governo. È una cosa che fa riflettere molto. Ci sono delle condizioni di povertà e di bisogno di cui uno Stato si deve far carico. Il patriarca affronta poi il tema della libertà religiosa, intesa come libertà di persone nel rispetto dei migranti e dell'accoglienza richiesta, tornando così a bacchettare ancora una volta la politica nazionale. È una libertà inclusiva che è disponibile quindi a vedere le problematiche concrete delle persone e delle popolazioni e degli Stati. Quindi certamente anche l'accoglienza diventa un'espressione bella della libertà religiosa. Nello stesso tempo il grande dramma che noi stiamo vivendo di queste immigrazioni bibliche fanno fare un grande esame di coscienza alla nostra società occidentale, per cui veramente il tema della libertà religiosa, il tema del rispetto dei diritti delle persone, ma anche una politica che sia più saggia a livello planetario, a livello europeo. Ci vuole una politica economica che sappia però anche creare i presupposti affinché i migranti possano trovare dignità nei loro stessi paesi d'origine, conclude. Nelle loro terre e essere contente di rimanere e poter produrre e poter essere anche capaci, vista l'età che hanno, di essere un futuro per le loro terre e per i loro popoli. E adesso l'inaugurazione del ponte votivo che come sempre apre le celebrazioni della festa della Madonna della Salute, che quest'anno si tinge di rosso come il sangue dei martiri cristiani perseguitati nel mondo. Oggi l'inaugurazione, come da tradizione, del ponte votivo con la relativa benedizione dello stesso, alla presenza come sempre delle autorità civili e politiche della città e del patriarca Francesco Moraglia.
con l'apertura ufficiale del ponte da Santa Maria del Giglio alla Madonna della Salute ha preso il via l'annuale pellegrinaggio con cui l'intera città rinnova l'antichissimo voto alla Madonna dell'omonima basilica, quest'anno per la prima volta con una grande novità. Venezia che per l'occasione diventa capitale internazionale della libertà religiosa, dicendo in questo modo no al terrorismo. Venezia che si tinge di rosso, rosso come il sangue dei martiri cristiani perseguitati nel mondo. Illuminati di rosso i palazzi e le chiese simbolo di Venezia e della terraferma. Il Comune ha appoggiato fortemente questa iniziativa, ha voluto esserci, tenendo a disposizione anche i palazzi civili, i palazzi delle istituzioni, quindi Ca' Fassetti, Loredana, il municipio di Via Palazzo, la Torre di Mestre, il Ponte di Rialto e anche i musei civici alla Scala del Bovolo in collaborazione con i musei e l'Ire. Quindi un impatto forte, perché crediamo che il tema della persecuzione dei cristiani non sia un tema religioso, unicamente religioso, sia un tema di diritti civili, di libertà che in qualche modo vengano negate a fratelli che sono poco distanti da noi. Venezia diventa così capitale internazionale della libertà religiosa, in prima linea contro il terrorismo. Anche a Venezia, dopo aver già fatto qualcosa del genere a Roma, al Colosseo, ma anche in altre città del mondo, proviamo attraverso questa, chiamiamola sobria provocazione, a squarciare quell'insopportabile velo di indifferenza che purtroppo riguarda i drammi correlati alla libertà religiosa, cioè il dramma soprattutto delle comunità cristiane povere, oppresse e perseguitate nel mondo. La festa della Madonna della Salute è dedicata quest'anno a loro, con la tradizionale messa solenne di mercoledì 21 alle 10 in Basilica e alla vigilia con il pellegrinaggio diocesano dei giovani in programma appunto martedì 20 dalle 18:15 con il ritrovo in piazza San Marco. La cronaca, primi risultati di X-Law, il sistema adottato in questura a Venezia è in grado di prevedere i reati predatori. Questa notte è stato preso un ladro. Un furto sventato anche grazie a X-Law, il sistema informatico di previsione dei crimini in dotazione alla questura di Venezia. Questa notte le volanti hanno arrestato a Mestre un 55enne senza fissa dimora per furto aggravato. Il portiere dell'hotel davanti alla stazione ferroviaria ha chiamato il 113 spiegando di aver sorpreso un ladro all'interno del bar. Un uomo robusto, vestito con abiti scuri e un paio di ciabatte, aveva sfondato la porta d'ingresso in vetro e si era diretto alla cassa per svuotarla. Poi ha tentato di fuggire sempre dalla stessa porta verso la zona riservata ai taxi. Lì però c'era già una volante ad attenderlo. Questo grazie all'alert di X-Law che prevedeva tra le 3 e le 4 del mattino una possibile commissione di reato predatorio proprio in quell'area. Il sistema infatti si basa su un algoritmo che calcola la probabilità che in un certo punto della città ad una certa ora si commetta un reato. Il 55enne è stato dunque portato in questura dove si è scoperto che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Pertanto, considerato lo stato di flagranza e numerosi reati a suo carico e la violenza usata per commettere il reato, è stato denunciato. E a proposito di sicurezza, al via un nuovo programma di controllo territoriale al Lido e in terraferma. Hanno preso immediatamente servizio le 13 nuove auto assegnate nei giorni scorsi alla polizia locale, dando vita a un nuovo programma di controllo del territorio nelle ore notturne. Siamo partiti proprio mercoledì a ore 15:30 fino alle ore 24 con il nuovo servizio che avevamo promesso, quindi quel servizio serale notturno con i nuovi agenti e le vetture che probabilmente avrete visto che sono state appunto inaugurate proprio martedì scorso. Questo servizio è dedicato a attività soprattutto in quelle zone meno battute, se così si può dire, a quello che è l'ordinario protocollo previsto dal sistema delle forze dell'ordine, proprio per andare a cercare di contrastare e fare attività preventiva, in particolare quelli che sono i fenomeni predatori, ovvero i cosiddetti furti nelle abitazioni. Le 13 vetture, ognuna con 2 agenti a bordo, hanno presidiato Rione Piave, il centro abitato di Marghera, Campalto, Tessera, Favaro, Dese, Terraglio, Cipressina, Zelarino, Trivignano, Gazzera, Carpenedo, Bissuola e le aree verdi di Villa Querini, San Giuliano e il Parco Albanese. In via San Damiano alla Cipressina è stata intercettata un'auto ferma nel buio, i cui occupanti, 2 moldavi e un albanese, stavano assumendo eroina. Nella vettura è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente. Il conducente, a cui è stata ritirata la patente per 30 giorni, è stato deferito alla prefettura come consumatore. In via Castellana un giovane italiano è stato fermato e denunciato per porto abusivo d'arma da taglio e segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Un'altra risposta alle numerose richieste dei cittadini.
reduce anche di un'assemblea fatta con i cittadini proprio ieri sera in quello che è il quartiere Altobello di Mestre, dove effettivamente vengono indicate quelle fasce più sensibili dedite soprattutto a quelle che sono materie anche di microcriminalità, il piccolo furto nel garage, i ragazzini che fanno atti vandalici, piccolo spaccio, insomma quelle situazioni nelle quali bisogna esserci, e per esserci bisogna avere risorse, e questo è il lavoro che noi abbiamo fatto sino ad oggi proprio per garantire ulteriore sicurezza alla nostra cittadinanza. Il maltempo adesso che ha colpito il Veneto a fine ottobre, da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza. Da Roma intanto l'ordinanza urgente con deroghe, misure straordinarie e contributi per famiglie e imprese. Questa mattina vertice dei sindaci a Longarone. L'obiettivo è tornare come prima e più di prima. Comincia un lavoro che è stato di fatto già improntato e che costituisce una grandissima sfida. Le prime parole del governatore Luca Zaia come commissario delegato per il maltempo. L'ufficialità arriva con la firma dell'ordinanza da parte del capo dipartimento protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Da Roma 26 pagine fitte di misure, deroghe e semplificazioni, una sfida cruciale. In passato, continua Zaia, sono stato commissario per l'alluvione del 2010, questa di oggi però è la situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. A breve lo stesso Zaia procederà alla nomina dei vicecommissari e dei soggetti attuatori. Nel frattempo l'ordinanza arriva ai sindaci e ai tecnici del Veneto flagellato che a Longarone si ritrovano per fare il punto della situazione. 26 pagine, 6 delle quali fatte di deroghe alle norme nazionali necessarie per abbattere la burocrazia asfissiante. E il lavoro sarà moltissimo, abbiamo strade in grave dissesto, abbiamo situazioni di rischio sopra le strade, sopra i corsi d'acqua, quindi sopra i centri abitati, dobbiamo intervenire in tempi brevi. E tra i punti chiave spiccano misure nuove mai applicate. Abbiamo previsto anche una misura straordinaria perché è la prima volta che la applichiamo, quella del nuovo codice, questo contributo di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive per i primi interventi di ristoro dei danni e ripristino delle attività. Contributi una tantum riconosciuti solo nelle parti eventualmente non coperte da polizze assicurative. I commissari inoltre sono autorizzati ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata. Il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di 900. È possibile inoltre erogare altri 200 euro mensili per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. E ancora, l'ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. Poi la partita cruciale degli alberi. Il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito e per la rimozione in zone urbanizzate i commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi come compensazione del lavoro. Inoltre potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali o industriali. La tabella di marcia è strettissima, 3 giorni di tempo ai privati per rimuovere gli alberi nelle loro proprietà, altrimenti i sindaci agiranno d'ufficio. C'è un tema che a me è stato rappresentato, il problema del marciume, del legname. Dobbiamo intervenire prima dell'avvio della campagna invernale, delle nevicate. Tra le misure poi anche l'uso dell'esercito per il controllo antisciacalli. Unica nota stonata di oggi, l'assenza a Longarone di molti primi cittadini, come quelli dell'area del litorale colpito. Pensavo che ci fossero tutti, perché noi in Veneto trattiamo tutti nella stessa maniera. Quello che ho chiesto è di avere fiducia, non abbandoneremo nessuno. E allora sentiamo la voce dei territori attraverso i commenti dei primi cittadini presenti che, come avete sentito, non erano così molti. Anche una stagione turistica invernale, quindi quelli che hanno l'urgenza di avere il più possibile sistemato il tutto sono i comuni che lavorano con la stagione turistica invernale. Tenta di giustificare così il Presidente dei Comuni Veneti alcune importanti assenze all'incontro di questa mattina a Longarone. Sarà perché si preannunciava molto tecnico, sarà perché l'urgenza è per impianti sciistici più che per le spiagge, fatto sta che c'erano più tecnici che primi cittadini. Eppure fin qui era arrivata anche chi l'esperienza della devastazione l'ha già vissuta e per questo era pronta a suggerire le mosse giuste. Dopo la calamità c'è un'altra calamità che è quella burocratica, che è legata appunto alla richiesta del
cosiddetti risarcimenti, cioè di contributi, però se fin dall'inizio gli amministratori, in collaborazione con tutti gli enti, quindi con lo Stato, con la Regione, con le province, riescono ad impostare bene, poi riescono a dare anche assistenza ai propri cittadini. Un'occasione perduta per chi non si è presentato, considerando che nel pomeriggio la discussione con il responsabile della Protezione Civile Nazionale ha portato già alla prima modifica del provvedimento, legata alle spese da affrontare nell'immediato e da inserire nei bilanci comunali. Un bel segno di dinamicità amministrativa mai visto prima d'ora in Italia. E sono anche orgogliosa di come stanno reagendo, perché voglio dire c'è un'efficienza, un'organizzazione insomma, che è notata e anche invidiata. Il tema è che c'è ancora molto da fare e soprattutto per gli sciacalli insomma, vanno fermati e mi pare che insomma, sia importante anche quello che è stato inserito. Il riferimento al capitolo dell'ordinanza sull'utilizzo dell'esercito voluto dai nostri amministratori, che dà la dimensione di quanto Veneto ci sia nelle regole firmate da Borrelli. Sarà anche per questo che i sindaci, prima linea di queste avversità, alla fine si sono salutati con ottimismo. Mi sembra buona, l'importante è che ci siano delle garanzie sui soldi che adesso possiamo impegnare sull'emergenza. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Rieccoci in diretta. Veneto Strade dà il via ad un sistema sperimentale di monitoraggio dello stato di salute dei ponti. Parte in fase sperimentale un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade. Lo applicheremo con delle resine possidriche e saranno i sensori, gli strumenti che ci daranno i dati e le informazioni su come si muove in tutti i sensi il ponte, cioè si muove il ponte. La sperimentazione inizierà dal ponte sul torrente Rudavoi tra Cortina e Misurina, costruito nel 2011. Pertanto il banco di prova ideale per capire se il sistema di monitoraggio sia efficace o meno. Verrà applicato a gennaio per 3 mesi e se l'esito sarà positivo si estenderà ai primi 20 ponti regionali, partendo da quello sulla tangenziale di Treviso. Noi abbiamo in gestione fra pianura e montagna 550 ponti. Dalle prove e dalle verifiche che abbiamo fatto già prima e subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, non abbiamo ponti in condizioni di critiche di crollo, però abbiamo dei ponti che necessitano di manutenzione. Già un anno fa nella legge di stabilità avevamo inserito i 15 milioni sul triennio per gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti. Diciamo che non abbiamo avuto bisogno di aspettare il disastro di Genova per essere sensibilizzati su questo punto. 5 milioni nel 2018, di cui 4 milioni e 7 andranno per i lavori, 300.000 euro sono stati utilizzati per il monitoraggio, 5 milioni sul 2019 e 5 milioni sul 2020, ma la mia intenzione è quella di farla diventare uno stanziamento ordinario. Ci tengo a dire che non ci sono pericoli di criticità, di crollo, sono manutenzioni straordinarie che sono necessarie per mantenere in buono stato di salute il ponte. Un controllo fondamentale per evitare fenomeni di cedimento o di collasso delle strutture e ha un costo decisamente contenuto. Un sensore come questo che vi ho mostrato costa intorno ai 100 euro, quindi fate il conto, sul ponte sul Rudavoi ne mettiamo 18, quindi vuol dire 1.800 euro. Insomma. Cosa vi ha fatto dire sì? Ma ci ha fatto dire sì, il costo è bassissimo. La novità è che rispetto agli attuali sistemi di monitoraggio dei ponti, che questi trasmettono in remoto e quindi non c'è bisogno di mandare nessuno a raccogliere i dati dalle centraline poste vicino al ponte, e il fatto che ci consente un monitoraggio continuo. Torniamo alla cronaca. Avevano 1,7 kg di cocaina con loro, 2 kg di eroina, l'avevano nascosta in un boschetto di San Bruson di Dolo. La polizia di Padova ha arrestato 2 spacciatori albanesi. Non galoppini e neppure spacciatori da strada, i 2 albanesi arrestati dalla polizia di Padova. Un'indagine partita dai movimenti in uno dei quartieri più a rischio della città, l'Arcella, da cui gli agenti della squadra mobile hanno iniziato a seguire i 2 albanesi che vivevano nella zona di mira ma facevano affari nella città del Santo. 36 e 28 anni, il più anziano con precedenti legati al mondo della droga. Entrambi gli stranieri erano clandestini ma facevano la spola tra la
Riviera e Padova. Al momento dell'arresto i due sono stati pizzicati con 1,7 kg di cocaina perfettamente confezionati in panetti da 50 e 100 grammi, pronti quindi per essere venduti. Nel boschetto di San Bruson di Doro, dove erano stati notati più volte, a quel punto la polizia è tornata con i cani antidroga che nascosti sottoterra hanno scovato 2 kg di eroina. I due albanesi adesso si trovano in carcere. Uno sciopero con una formula particolare, quello che attueranno i dipendenti di Unicredit Venezia, e sarà solidale verso le popolazioni venete colpite dal maltempo. Oltre 118 addetti solo nel territorio di Venezia, centro storico, Mestre e tutta la riviera del Brenta. I dipendenti di Unicredit Venezia hanno deciso di incrociare le braccia nei giorni 19, 20 e 22 novembre per dare un chiaro messaggio all'azienda, trovandosi a vivere una situazione che definiscono insopportabile. Le continue riorganizzazioni aziendali che complicano sicuramente la vita dei colleghi, unite a un inefficiente processo tecnologico, nel senso che c'è un'obsolescenza tecnologica nelle macchine delle agenzie, che unite alle pressioni commerciali generano stress da lavoro correlato ai colleghi. La nostra azienda Unicredit si sta trasformando da banca in azienda commerciale, o meglio in un supermercato. Ha iniziato qualche anno fa con la vendita di smartphone, di televisori, addirittura di frigoriferi e di e-bike, le prime biciclette elettriche per meglio dire. E oggi sta continuando con prodotti da scaffale, tipo determinati investimenti assicurativi che non sono per tutti e che devono essere ben spiegati soprattutto alla clientela. Sarà uno sciopero con una formula particolare, per la prima volta virtuale e solidale. Insieme ai colleghi, e ci tengo a sottolineare, insieme ai colleghi abbiamo deciso di adottare modalità che non penalizzino la clientela, per cui a fianco di una modalità classica, chiamiamola così, di uno sciopero ma per poche ore all'inizio della mattina, abbiamo associato una modalità virtuale. Sostanzialmente noi per un'ora e mezza lavoreremo, ma ci chiederemo all'azienda di tassarci per come se fosse un'ora e mezza di sciopero da destinare alle popolazioni del Veneto colpite dal maltempo. In questo modo daremo un segnale all'azienda che non siamo d'accordo sulle modalità attuali di lavoro, ma allo stesso tempo non penalizzeremo la clientela e faremo un'attività solidale nei confronti della popolazione del Veneto. Ci fermiamo qui con l'edizione veneziana, adesso previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 17 novembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima piuttosto freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà una bella giornata con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.